Parola d'ordine tra i sindaci del litorale: fate presto. Un invito pressante rivolto alle prefetture di Venezia da Jesolo ed Eraclea, che sembra cadere nel vuoto e sbatte contro i 40 nuovi arrivi in queste ore nel residence della piccola località. Dovevano restare pochi giorni, sono lì dal 9 giugno e per ora di spostarli non se ne parla, racconta il sindaco Giorgio Talon, diviso tra le telefonate alla prefettura e i 130 operatori di Eraclea che premono a stagione inoltrata. Da Jesolo gli fa eco il sindaco Valerio Zoggia. Non è un buon segno, infatti il sindaco di Eraclea, che rappresenta questo tavolo tra i sindaci della costa veneta, era un po' preoccupato, adesso sta cercando di spostarli, però è una cosa che doveva avvenire in pochi giorni, mi sembra che siano passati ormai più di 10 giorni e il problema è ancora là. Intanto nella struttura della Croce Rossa sono state attrezzate 2 tende che non ospitano alcun migrante, piccole e inadeguate. I profughi, 54 giovanissimi eritrei, sono stati alloggiati tutti nell'ex albergo, giocano in spiaggia, divisi in gruppi, si sfidano a beach volley, guardano il mare dagli ombrelloni all'interno della spiaggia privata, qualcuno si avvia verso i pontili. Dalla prefettura dovrebbe arrivare qualche notizia sul loro spostamento, ma tutto sembra in alto mare. A San Donà stanno attrezzando una palestra, il numero di migranti attesi oscilla tra i 50 e gli 80. Palestre e caserme attive, ripete il prefetto Cuttaia, ma date non ce ne sono, come non ci sono certezze sull'hub regionale. Intanto a Roma il vertice a Palazzo Chigi tra Renzi e i governatori finisce in un niente di fatto. Nonostante il siparietto e il premier Renzi che saluta Zaia chiamandolo compagno, il presidente del Veneto boccia il governo su tutti i fronti. L'unica notizia è che il Presidente del Consiglio chiede a tutti di fare squadra. Noi diciamo ancora di no perché non si può che dire di no davanti a un governo che non è in grado di darci una prospettiva. In attesa di conoscere l'esito del Consiglio europeo, regioni, ANCI e governo si rivedranno tra 15 giorni, critico Zaia. L'ospitalità potremmo paragonarla all'idea di qualcuno di poter pensare di svuotare il mare con un secchio. È impossibile, cioè noi ospitiamo persone che non saranno le ultime, ma saranno solo le prime di una lunga fila che durerà anni perché non si fa nulla in Africa per bloccare questi flussi.